L'Unitalsi è tornata a casa alla grotta di Massabielle ai piedi dell'immagine della Vergine Maria. Il pellegrinaggio ligure ha coinvolto circa 330 pellegrini giunti a Lourdes a bordo di 2 aerei e un pullman, portando con sé quel carico di preghiere, intercessioni e richieste di affidamento alla Madre di Gesù. Alla guida della comitiva ligure il vescovo ausiliare di Genova, Monsignor Nicolò Anselmi, e il vescovo emerito di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini. Che fanno il pellegrinaggio qua con noi tutti i giorni, condividono tutte le nostre esperienze, la nostra sala refettorio, sono proprio sempre con noi e ci danno quella spinta che soltanto i sacerdoti possono darcela, specialmente in un'associazione ecclesiale come è la nostra. Oltre alle innumerevoli intenzioni di preghiera, alla Madonna è stato affidato anche il cammino sinodale che la Chiesa italiana si appresta ad intraprendere. Sinodo vuol dire esattamente camminare insieme, quindi comincerà con un tempo di ascolto, siamo tutti anche in attesa di alcune indicazioni, ma sappiamo per certo che comincerà così. Io credo proprio che il mondo della malattia, della sofferenza, ma anche di un volontariato generoso sia un mondo senz'altro da ascoltare. Per Monsignor Alberto Tanasini il pellegrinaggio si è collocato in un anno particolare della sua vita personale. Giunto al santuario mariano, il vescovo Alberto ha compiuto il gesto dell'acqua. Realizza quello che Maria ha chiesto a Bernardetta, di lavarsi il viso in quell'acqua. E il lavarsi è sempre un gesto molto importante. Vuol dire rinnovamento, vuol dire pulizia, vuol dire vita. 54 i fedeli della diocesi di Chiavari che hanno preso parte a questo viaggio con l'auspicio che possa essere di slancio e di ripartenza. Faccia parte di quello slancio nuovo che la nostra Chiesa, insieme a tutte le chiese italiane, vogliono attuare.